La chiesa parrocchiale di San Polo di Piave, intitolata alla conversione di San Paolo Apostolo, unica nella diocesi vittoriese, sembra fosse già esistente nell'anno 625 come aggregata alla diocesi di Oderzo. È stata poi chiesa pievana del Patriarcato di Aquileia fino al 1751, anno della sua soppressione. Il 9 novembre 1917 i soldati del Genio italiano fecero saltare il campanile che nella caduta travolse l'abside della chiesa. Andarono distrutte e trafugate pale di Pompeo Marino, molmenti, e fu asportato anche l'organo del 1770, sostituito dal 1929 con l'attuale organo Pugina di Padova. Dell'antica chiesa sopravvive un pregevole fonte battesimale in pietra, ritenuto del XII secolo. La chiesa, l'attuale campanile e la canonica furono completati nel 1925 con la nuova monumentale facciata e le 5 grandi statue del patrono San Paolo con gli Evangelisti, opere dello scultore vicentino Napoleone Guizzon. In quegli anni fu acquistata a Padova una pala raffigurante la Sacra Famiglia con i santi Carlo, Francesco e Antonio, attribuita al pittore Pietro Damini da Castelfranco. Solo con il nuovo arciprete Vittorio Battistin si arrivò alla sistemazione definitiva con la realizzazione della Cappella del Santissimo, dove fu collocata la nuova pala del Sacro Cuore, realizzata appositamente da don Gianfranco Verri, pittore di origini sampolesi. La chiesa della Caminada, intitolata alla Natività di Maria, ha origine da un'apparizione della Madonna a una ragazza da Camino nel 1212, con la richiesta dell'edificazione di un luogo di culto a lei dedicato. Al suo interno si conserva un bellissimo affresco della Madonna col Bambino in grembo, recentemente attribuito alla scuola del Bellunello della seconda metà del XV secolo, poi staccato in tempi remoti e ricollocato sulla parete laterale di destra. Nel XIX secolo fu collocata come pala dell'altare maggiore un'oleografia di Sant'Anna, dono delle contessine Vera e Madda Papadopoli. La chiesa fu gravemente danneggiata dai combattimenti della Grande Guerra e quasi completamente ricostruita negli anni successivi. A ricordo di tutti i caduti, ogni giorno alle 17 le 6 campane della Caminada suonano le note della leggenda del Piave.